Maxi operazione della Guardia di Finanza, nel mirino 19 aziende subappaltatrici a Fincantieri, 34 indagati, un arresto e perquisizioni, i lavoratori venivano sfruttati e ricattati. A Roma si decidono le sorti dell'Ilva di Taranto, ma intanto il gruppo ArcelorMittal restituisce gli impianti e i sindacati sono sul piede di guerra, preoccupazione anche a Marghera. A Castelfranco è stato il giorno di dolore per l'ultimo saluto a Giulia Zandarin, la 19enne morta nella notte di Halloween a Musile di Piave nell'auto guidata dal fidanzato Alberto Antonello. Questa mattina il comando dei Vigili del Fuoco nella sede di Venezia ha messo gli onori della Polizia di Stato ai caduti di Alessandria con le sirene delle volanti. Vincenzo Novari e il CEO di Milano Cortina 2026, il nome al termine della riunione che si è svolta a Roma, alla quale era presente dagli altri anche il governatore Luca Zaia. Contributo d'accesso a luglio e conta persone all'inizio del nuovo anno. 35 sensori monitoreranno le presenze in città. L'anno nuovo a Venezia comincia all'insegna delle novità. E il libro Gender della discordia si trova nella biblioteca comunale di Spinee, sta facendo scoppiare un vero e proprio caso politico e mediatico e la Lega chiede venga rimosso. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati. Apriamo con la cronaca e con la maxi operazione della Guardia di Finanza di Venezia, operazione che vede coinvolte 19 aziende subappaltatrici a Fincantieri, 34 gli indagati, una persona arrestata e perquisizioni in tutta Italia. Dalle indagini è emerso che i lavoratori venivano sfruttati e ricattati. Di sfruttamento dei lavoratori e corruzione tra privati. Fincantieri nel mirino delle fiamme gialle. È di un arresto, 34 indagati e 80 perquisizioni, l'esito di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia coordinata dalla Procura Lagunare che ha portato alla scoperta di 19 aziende del settore cantieristico navale, subaffidatarie di lavori per conto di Fincantieri SPA. Coinvolti 12 dirigenti e funzionari della stessa società. La busta paga rilasciata a questi dipendenti era formalmente regolare e rispondente alle condizioni del contratto collettivo nazionale. Di fatto gli importi erogati erano molto più bassi, sono stati riscontrati dei casi anche di pagamento di 4 euro l'ora e le buste paga venivano in qualche maniera falsificate inserendo un numero di ore inferiore a quello realmente svolte oppure indicando dei costi in realtà non esistenti. Se i dipendenti non intendevano accettare, venivano in qualche maniera minacciati di perdere il lavoro ovvero di non rinnovare i documenti necessari per il permesso di soggiorno. Ora che cosa ne sarà di questi dipendenti? Questi dipendenti sono tuttora in regola, molti hanno anche collaborato alle indagini. Una delle imprese coinvolte si trova nel Trevigiano, l'altra nel Vicentino. Tra i dirigenti uno risiede nel Padovano, l'altro nel Veronese, il resto nel Veneziano. Le perquisizioni sono state eseguite in Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Campania, Puglia e Sicilia. Anche per accertare alcuni casi di dazioni di denaro e altre utilità che queste imprese avevano erogato a alcuni dirigenti di Fincantieri per ottenere dilazioni di tempo per il completamento di questi lavori e per essere iscritti nell'albo dei fornitori di Fincantieri. Agli arresti domiciliari un bengalese, eseguito anche un sequestro preventivo di oltre 200.000 euro per sfruttamento della manodopera. Immediata la replica di Fincantieri che in una nota rivendica la propria estraneità ai fatti. Il gruppo, si legge, sta assicurando piena collaborazione agli inquirenti e auspica che verrà dimostrata la completa estraneità dei propri dipendenti. Laddove le accuse venissero confermate, si legge ancora, la società ha annunciato che adotterà immediati provvedimenti nei confronti dei responsabili di condotte illecite lesive dell'immagine della società. Mentre a Roma si decidono le sorti dell'Ilva di Taranto, il gruppo ArcelorMittal restituisce gli impianti e i sindacati sono sul piede di guerra. Mentre a Palazzo Chigi si decide il futuro dell'ex Ilva di Taranto e del gruppo dell'acciaio che in Italia dà lavoro a quasi 15.000 famiglie, il gruppo ArcelorMittal comunica e formalizza i sindacati alle RSU la procedura di riconsegna a Ilva in amministrazione straordinaria di stabilimenti, impianti e personale dell'ex Ilva. Si tratta di 10.777, di cui 8.277 a Taranto e tra i siti produttivi coinvolti c'è anche quello di Marghera. Questa iniziativa da parte di ArcelorMittal non ci ha assolutamente sorpreso. Abbiamo visto che da gennaio, perlomeno nello stabilimento di Marghera, non ci sono stati fatti
alcun investimento, e questo credo sia già di per sé un primo segnale assolutamente importante. C'è forte preoccupazione tra i 52 lavoratori di Marghera a meno di un anno dall'acquisizione. Neanche a distanza di un anno di acquisizione di Mittal ci troviamo nella condizione di incertezza che spopola, e questo non va bene, questo non è accettabile da parte di tutti i lavoratori di Marghera, in quanto nei 6 anni precedenti abbiamo già pagato il caro prezzo di queste acquisizioni, per cui al momento siamo in attesa dell'incontro che si sta svolgendo a Roma tra governo e Mittal, il quale spero riesca in qualche modo a ricucire lo strappo che si è creato. Secondo la FIOM le responsabilità sono da entrambe le parti, governo e azienda, e le conseguenze della chiusura sarebbero pesanti. Se chiudesse ArcelorMittal e quindi l'acciaieria più grande di tutta Europa, significherebbe perdere l'1,4% del prodotto interno lordo del nostro paese e una parte importantissima e determinante per il comparto metalmeccanico. Torniamo allo schianto di Musile di Piave nella notte di Halloween, perché oggi a Castelfranco, nel Trevigiano, è stato il giorno del dolore per l'addio a Giulia Zandarina, la 19enne morta. È il momento di abbracciarci in silenzio, ha detto il parroco durante l'omelia. È un abbraccio lungo e lacerante a segnare l'ultimo addio a Giulia Zandarin. È l'abbraccio tra due padri, Alessandro, papà di Giulia, e Franco Antonello, papà di Alberto, il fidanzato di Giulia, che venerdì notte era alla guida della Mercedes della morte, uscita di strada a Musile di Piave. Sullo sguardo di uno c'è l'assenza incolmabile dell'unica figlia, sul viso dell'altro la costernazione per un figlio che subito dopo essere uscito dal coma farmacologico si è reso conto di quello che è successo e che ora si trova indagato per omicidio stradale. Alessandro e Franco sono amici di una vita e lo sono rimasti anche nel giorno più triste. Affranta la madre di Giulia, Renata, rannicchiata vicino alla bara bianca, sorretta dai familiari del Brasile e dalla comunità evangelica. E sulla potenza di un silenzioso abbraccio si è soffermato Don Franco, il parroco di San Floriano, dove Giulia per qualche tempo ha vissuto proprio con la mamma. Io penso che in questo momento le parole più belle sono quelle di un abbraccio, di un silenzio che abbraccia. Abbiamo bisogno di essere abbracciati in questo momento, perché non capiamo. Una tragedia incomprensibile, attorno alla quale, soprattutto attraverso i social, si sono spese troppe parole. Ci sono quelle persone che sanno tutto. Mi sembra anche in questi giorni un grande marasma. Che sanno tutto, che devono definire tutto, che hanno le risposte per tutto. Non è importante che risposte siano, se sono risposte che ledono la dignità, la sensibilità, non ha importanza. È importanza farsi vedere, è importanza dire che anch'io ci sono, è importanza dire che anch'io ho il diritto di dire. E forse prima di dire non si pensa. E forse prima di dire non si ama. Ciò che cambia il mondo non sono le cose. Ciò che cambia il mondo è un abbraccio d'amore. La stella polare tu, la stella sicura tu. Sirene della Polizia di Stato questa mattina nella sede dei Vigili del Fuoco a Mestre per rendere omaggio ai caduti di Alessandria. Gli onori della Polizia di Stato ai caduti di Alessandria nella sede dei Vigili del Fuoco di Venezia e Mestre, tragedia delle scorse ore che ha colpito tutto il paese, i cittadini e tutti i colleghi che lavorano quotidianamente al servizio della comunità. E si comincia a far luce sulle cause che hanno portato all'esplosione e all'incendio del cascinale abbandonato a Quarnieto, in provincia di Alessandria, la sciagura piemontese in cui hanno perso la vita 3 vigili del fuoco con altrettanti feriti.
In base ai primi rilievi di indagine, la tragedia era stata attribuita ad una fuga accidentale di gas. Tuttavia, l'ipotesi dolosa non è mai stata esclusa e anzi prende clamorosamente corpo. I vigili del fuoco, intervenuti in soccorso dei colleghi, hanno rinvenuto infatti degli inneschi sulle bombole di gas e un timer impostato all'1:30 di notte di martedì 5 novembre per dirigere a distanza l'esplosione maledetta. Vincenzo Novari è il CEO di Milano Cortina 2026. Il nome dell'amministratore delegato del Comitato dei Giochi Invernali è stato annunciato dal Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora al termine della riunione che si è svolta a Roma, alla quale era presente tra gli altri il governatore del Veneto Luca Zaia. Siamo tutti d'accordo nel designare il nome di Novari, ha detto Spadafora, crediamo che abbia tutte le qualità per fare un buon lavoro. Gli altri nomi in lizza erano quelli di Alberto Baldan e Tom Mogridge. Alla fine la spuntata Novari, genovese, 60 anni, laureato in economia aziendale all'Università di Genova, è stato amministratore delegato di Tre Italia dal 2001 al 2016 fino alla fusione con Wind. Il presidente del CONI, Malagò, ha aggiunto le prossime mosse andare entro fine mese ad istituire il comitato, quindi assolvere a tutti gli atti formali. L'obiettivo, se ci si riesce, è quello di creare contemporaneamente le due entità giuridiche del comitato organizzatore e dell'agenzia degli impianti. E al termine dell'incontro le parole del governatore Zaia. Sentiamolo. Una settimana ci sarà già un tavolo tecnico per definire la priorità delle opere da realizzare. Direi che siamo operativi, lo abbiamo dimostrato oggi con queste due riunioni. Da un lato con il ministro De Micheli per l'infrastruttura e qui con la nomina del dottor Novari che ancora una volta esce con un'unanimità da parte del gruppo di lavoro. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile del Comune di Venezia segnala che a partire da venerdì 8 novembre le previsioni meteorologiche propongono una configurazione favorevole al fenomeno dell'acqua alta. Il centro meteo dell'ARPA Veneto indica infatti che questa settimana sarà caratterizzata dall'ingresso a più riprese di masse d'aria da nord-ovest di origine polare che convoglieranno sul Veneto correnti umide dai quadranti meridionali. Il tempo sarà instabile con nuvolosità e precipitazioni in varie fasi e con una situazione particolarmente perturbata per la giornata appunto di venerdì. Da domenica l'arrivo di un nuovo e profondo fronte atlantico potrebbe causare un ulteriore aumento del livello marino in corrispondenza con i massimi astronomici. Contributo d'accesso a luglio e conta persone dall'inizio del nuovo anno. 35 sensori monitoreranno le presenze in città. A Carnevale inizierà il conteggio dei turisti. Il comune installerà 35 sensori contapersone per rilevare le presenze in città ai fini del controllo dei flussi. Per i primi di gennaio dovrebbe essere pronto il sistema contapersone. Ieri si è svolta una conferenza dei servizi in soprintendenza per superare quelle che sono le criticità che ha una città come la nostra dal punto di vista dei beni storico-architettonici, perché alcuni di questi sistemi verranno montati su cose già preesistenti pubbliche, alcuni su palazzi privati, quindi bisogna interfacciarsi giustamente con la soprintendenza, però procediamo. Si tratta in particolare di 13 sensori contapersone e di 26 per il rilevamento dei flussi. I sensori dovrebbero essere anche installati in alcuni degli approdi a CTV più trafficati. Non solo. Queste telecamere non solo contano, ma rilevano la velocità e la densità delle persone, in modo che noi possiamo sapere, ad esempio, se alla stazione c'è un gruppo che viene monitorato, possiamo sapere fra quanti minuti arriverà ad esempio al ponte della Madonnetta. E tutti i dati verranno riportati con un software e possono vivere da soli, ma entreranno anche nella Smart Control Room per far sì che chi gestisce la città abbia coscienza di quello che è l'afflusso dei turisti durante le giornate. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo.
Rieccoci in diretta per parlare delle polemiche esplose nel comune di Spinea, nella cui biblioteca comunale è possibile trovare un libro per bambini in tenera età che parla di cambio di sesso. È il libro Gender della discordia, si trova nella biblioteca comunale di Spinea e sta facendo scoppiare un vero e proprio caso politico. Il libro incriminato è proprio questo. L'importante è che siamo amici. È la storia di due amici, un bimbo, Errol, e del suo orsacchiotto Thomas. Orsacchiotto che però un giorno decide di confidare ad Errol la sua vera identità. Dice: io non voglio più chiamarmi Thomas ma Tilly. E da qui nasce una nuova amicizia all'insegna della riscoperta di se stessi. Ora, se è vero che da una parte il libro veicola un messaggio decisamente importante, è altrettanto vero capire se in esso si celi, nemmeno tanto velatamente, una sorta di indottrinamento dei bimbi alla filosofia gender. E qui sta il punto: cosa possono capirne al riguardo i pulcini, ad esempio, di 5-6 anni? Dubbio di cui si è fatto portavoce il giovane consigliere leghista di maggioranza Marco Boldini, che, parlando addirittura di insidia, ha chiesto al primo cittadino di rimuovere il libro in questione dalla biblioteca di Via Roma. E di questo, con una mozione, si discuterà in municipio lunedì prossimo, 11 novembre, in Consiglio Comunale, con le opposizioni che gridano allo scandalo. Insorge anche il Coordinamento Veneto 2020, con i consiglieri regionali che parlano di oscurantismo storico riconducibile soltanto ai nazisti. Chiara al riguardo la posizione del sindaco. Approfondire se il tema per un bambino di 5 anni deve essere lecito, senza avere una tutela all'infanzia, esporlo nudo e crudo così, o è più giusto dare gli approfondimenti più tecnici con la maturazione del soggetto e magari le famiglie e tutta la società si impegnino seriamente a tutelare l'infanzia e a tutelare il diritto consapevole del rispetto alla persona. Io mi concentrerei su questo. Un concerto in favore di Manuel Bortuzzo, questa è l'iniziativa presentata in municipio a Trieste. La città di Trieste si stringe attorno a Manuel Bortuzzo, il nuotatore ventenne nato nel capoluogo giuliano, rimasto paralizzato alle gambe dopo essere stato ferito da un colpo di pistola nella notte fra il 2 e il 3 febbraio a Roma, nel quartiere Axa. Il comune di Trieste, assieme al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e grazie al sostegno della Fondazione CR Trieste, hanno organizzato un concerto di beneficenza dal titolo Trieste per Manuel, ideato e coordinato da Fabrizio Somma. Come la città si è stretta in tutti questi mesi attorno alla sua figura, anche ai suoi messaggi che ha dato, ecco, io così immaginando questo concerto ho avuto una risposta assolutamente positiva da tutti gli artisti di Trieste. Lo scopo è raccogliere fondi per continuare la terapia e questo suo percorso di guarigione. L'ultima notizia di questi giorni è che ce la farà camminare. E quindi ancora di più siamo entusiasti di questa iniziativa. Lo spettacolo, il primo evento del genere organizzato in Italia a suo favore, vedrà la presenza di Manuel, che sarà intervistato dal vice direttore del Piccolo Bollis. La serata verrà condotta da Rosanna Bubola con gli inserimenti di Flavio Furian. La soddisfazione per l'organizzazione di questo evento è stata sottolineata anche dall'assessore alla cultura del comune di Trieste, Giorgio Rossi. Questa luce negli occhi di Manuel darà a quelli che verranno al Rossetti a ascoltare questo grande concerto un motivo per veramente rimboccarsi le maniche e guardare in termini positivi tutta quella realtà che ci circonda. È un messaggio soprattutto per le nuove generazioni e quindi siamo molto felici di essere vicini. La città si dimostra sempre molto vicina a quelle che sono le tragedie che colpiscono soprattutto giovani. Abbiamo visto anche i 2 poliziotti, i nostri 2 angeli, un mese fa. Lo spettacolo si terrà lunedì 11 novembre alle 20:30 al Politeama Rossetti di Trieste. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, in studio questa sera Nicola Finco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, e Simone Scarabella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Adesso vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo.
Tempo inizialmente buono, poi un nuovo impulso atlantico porterà ancora maltempo sul finire della giornata di giovedì 7 novembre. Vediamo la situazione dunque nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto con nebbie e nubi basse sulle zone di pianura. Non mancherà anche qualche spazio soleggiato nel pomeriggio, ma in serata e soprattutto durante la notte tra giovedì e venerdì peggiorerà con piogge localmente anche forti. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 14 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con maggiore presenza di sole in giornata. In nottata anche qui però arriveranno le prime precipitazioni. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Poche novità anche sul Trentino Alto Adige, qualche foschia o nebbia sui settori meridionali, sarà più soleggiato altrove. Anche qui peggiorerà durante la notte. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, valori massimi intorno agli 11 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.